In bicicletta alla scoperta del Veneto, tappa 10. Siamo ormai alla tappa 10, stiamo lasciando Agordo per raggiungere Primolano. Ogni tanto l'app Komoot per far evitare le strade più trafficate, sceglie delle stradine secondarie, magari parallele, con un po' di saliscendi. Ma a volte capita di finire in qualche proprietà privata e di dover tornare indietro. Il percorso della mattinata purtroppo non prevede ciclabili e spesso veniamo sorpassati da auto e autocarri. Sfortunatamente ci tocca affrontare un'altra trafficata galleria. Percorriamo poi un tratto con alte pareti rocciose. Abbiamo lasciato il paesaggio dolomitico, il Parco delle Dolomiti, stiamo pedalando in una zona meno interessante, insomma, campi di mais, tanti campi coltivati, belle casette. Devo dire che qualunque strada abbiamo percorso finora non abbiamo trovato spazzatura da nessuna parte, cose che invece ci è successo in tutte le altre avventure cicloturistiche. Per strada ai bordi si trova sempre la lattina, la bottiglia di vetro, il sacchetto buttato. Devo dire che per adesso il Veneto è estremamente pulito. Giungiamo quindi nel centro storico di Feltre. Sembra di essere finiti in un'altra epoca. La piazza, i porticati, gli edifici ci lasciano a bocca aperta. Lasciamo Feltre pedalando finalmente un po' più rilassati. Qui a sinistra si va verso il Monte Grappa. Entriamo poi nel centro di Fonzaso. Da qui in poi percorriamo strade secondarie poco trafficate. Nel primo pomeriggio giungiamo nel comune di Arsier. Mancano 7 km a Primolano e sta iniziando a piovigginare, per adesso poco. Alla fine è arrivata la pioggia. Non sembra che qua piova, ma
Così è sereno. È stato un temporalino, durato poco, quindi abbiamo ripreso. Poi una lunga discesa con tornanti ci porta a Primolano. Doccia e bucato giornaliero e poi 2 passi per ammirare l'importante parete rocciosa che sovrasta il paese. Iscrivetevi al canale e se vi fa piacere guardate le nostre precedenti avventure cicloturistiche.